Per questa intervista diretta a Facebook. Siamo un po' in ritardo ma non fa niente, semplicemente per problemi tecnici e organizzativi, nient'altro. Sì. Siamo qua partendo dall'idea appunto che 2 settimane fa Ilena è stata premiata come giudice del decennio e Marzia si classifica la seconda in questa speciale classifica. Guarda, è già tanto, per me è già tantissimo, assolutamente. In realtà prima stava piangendo, diceva non è possibile, perché non è possibile, come mai? Non mi ha parlato in realtà per un paio di settimane, però... E ho pensato come sempre, come dico sempre a Ileana quando siamo viaggiato ad avversarie, non dico proprio il tecnicismo facchino, comunque che diciamo che si comprava l'arbitro, ecco, no? In termini molto così naif detto. Sì, esatto. Adesso già ho detto anche che avessi fatto la stessa cosa con te, ma non è vero. Abbiamo tutte le smentisco assolutamente. A meno che avete comprato il giornalista che faceva l'articolo o l'ufficio di campo che segnava i punti, questo qua non si può. No, questo non potevo farlo. No, comunque, troppo dispendioso, troppo tempo, troppo tempo. Scherzi a parte, no, Ileana numero 1. Assolutamente. Quindi Ileana, già hai detto qualcosina quella sera quando siamo stati da Leonardo. Se vuoi ripetere qualcosina appunto su questi anni, questi 10 anni che sono stati molto interessanti per te perché comunque hai fatto la professionista in giro per l'Italia. Ho girato un pochino. Forse la prima catanese ha fatto un po' di una professionista in giro per l'Italia. Catanese pura, diciamo di sì. Mm-hmm. Sì, è stato bellissimo perché comunque quando giochi fuori un po' il movimento si scorda di te, no? Si scorda un po' da dove vieni, quello che fai. Solo i più appassionati, insomma, sanno chi sei fondamentalmente. Gli affezionati come Marzia. Quindi è stato molto bello, è stato un riconoscimento molto bello. Ti ringrazio Basket Catanese perché comunque ci vuole tempo ed edizione per fare queste cose e quindi è stato molto bello per questo, perché comunque essere premiata a casa tua davanti comunque ai tuoi amici, ai tuoi genitori è comunque una bella soddisfazione. Chiaramente. Cioè comunque magari le ragazzine dell'Under 18 non ti conosceranno, però comunque tutto l'ambiente basket femminile catanese ti conosce ancora. Sì, c'è questa cosa bella che rimane comunque un ambiente unito. Diciamo che siamo un microcosmo e quindi chi si conosce anche nel tempo. Però chiaramente le ragazzine, quelle più giovani, non hanno la più pallida idea di chi io possa essere, però diciamo... Io ti dico che le mie ragazzine lo sanno bene perché io la sponsorizzo, me la sono portata al nostro camp Rainbow che abbiamo fatto. Sì, ho partecipato. A parte non lo dico perché adesso siamo qua in diretta Facebook per carità, perché non ho per su quello che sto dicendo, però veramente devo dire che Ile, a parte che siamo molto legate da una vita, ma è un atleta e una persona con la P maiuscola e con la A maiuscola, perché è una ragazza che non va in giro a giocare per, come oggi credo un po' sia, per andare via da casa, per provare l'ebbrezza di essere così una giramondo, andare magari migliorarsi, ma poi girare tutto quello che è l'ambiente che esula anche dalla pallacanestro, quindi le varie discoteche o il pub. Cioè Eliana è una ragazza che quando è fuori allenamento, cena verdurosa e ninna, quindi è veramente un esempio per le ragazzine, anzi io lo dico sempre, questo ci tengo. Io credo che sia 5 euro. Madonna mia, adesso questo è sushi, questo è cena di sushi. 5 euro, caspita. E io umile 5 euro. No, con te. Una birra, dai, una birrina. Ora che estate possiamo. Io penso che una cosa che ci accomuna è proprio la passione per questo sport. Noi non lo facciamo con un secondo fine se non quello di fare questo sport. Ci piace tanto. Io ho avuto la fortuna di allenare con lei, ho allenato a Savona quest'anno e devo dire che è stata proprio una bella esperienza e l'ho fatto solo per la passione. Io tendenzialmente avrei potuto magari giocare, stare in panchina in una serie superiore, magari, sai, anche quando ero più piccola. Certo. Però ho sempre preferito e sposato progetti, perché secondo me la continuità e la costanza ripagano sempre a lungo termine. Ed è stato, diciamo, la mia filosofia di gioco, giocare per qualcosa, non per fare la nomade, andare un anno qui, un anno lì. Direi che funziona molto bene a Palermo, per esempio. Sì, a Palermo ha funzionato molto bene, anche a Savona abbiamo cominciato questo progetto su più anni. Quest'anno farà la 2 Savona, infatti. Ed è comunque una soddisfazione, no? Vedere una cosa che tu piano piano, pur essendo esterna, perché comunque essendo una giocatrice che viene da fuori, fondamentalmente ti devi fare volere tanto bene,
e io ho avuto la fortuna di avere persone che mi hanno accolto a braccia aperte, mi hanno aperto tantissime porte e mi hanno permesso di fare questi percorsi, che è una cosa che Marzia fa con la Rainbow da tempo. Casalinga. Io sono casalinga. Esatto. Lei ha questa possibilità, io ho fatto un percorso con la Lazur quando ero più piccolina, purtroppo si è interrotto perché sai il mio ciclo era finito con Alexandrova e quindi sono andata poi, ho avuto la possibilità di andare fuori, è stata fantastico. Però interessante che quando finì fu l'anno in cui giocasti insieme, avete fatto qualche mese insieme con la Rainbow. Scampoli. C'è questo strano accordo che poi durò un pochino, però comunque... Purtroppo sì, sarebbe stato secondo me foriero di buone conseguenze, però sai, purtroppo a volte le amministrazioni sono differenti dal basso strato operaio che siamo noi giocatrici, o comunque se io ero più giovane, oggi magari sono un po' più anche sulla gestione della Rainbow, però al tempo no, cioè da giocatrice, da semplice giocatrice, per quanto la società chiaramente sia sempre stata di mio padre, mi occupavo veramente poco di tutto il resto, quindi noi siamo rimaste così un po' interdette da questo stop di fusione, di unione, però probabilmente c'erano degli intenti un po' differenti, è un peccato che sia andata così. Il nostro sogno, se mi posso permettere, è quello, prima che io diventi veramente vecchia, è la cosa, credo che manchi poco però, di giocare sicuramente un anno insieme, perché almeno per me sarebbe un finale di carriera anche di portare avanti, diciamo, la realtà catanese certo. femminile, che si lega fondamentalmente a delle persone, no? Che hanno passione, delle ragazze che lo fanno per niente, perché alla fine ci rimetti solamente in fatica, in soldi, diciamo che in salute. Diciamo che lo sport femminile è un po' lasciato andare e sarebbe bello comunque essere bandiere, no? di questa rinascita del basket femminile catanese, che magari è stato un po', diciamo, abbandonato per un po' di tempo, o comunque abbandonato no, perché comunque la Lazur e la Rainbow hanno sempre lavorato, fanno uscire delle buone giocatrici, però comunque incrementare l'attività sarebbe bello. Anche perché sempre più si vede questa divisione di forze un po' da un certo punto di vista, che è un peccato appunto perché si creano dei rivoli, però non si riesce poi a confluire. Sì. Quello è veramente un peccato. Però comunque andiamo a Marzia, perché poi adesso io ora soltanto di Leana. Se io penso che se contassimo tutti i tuoi. Anche tu. Ciao, piacere. Piacere. Comunque se contassimo un po' invece tutta la tua carriera probabilmente andresti tipo il doppio di Leana, no, sto scherzando. Già per età diciamo che c'è qualcosina in più da... No, però comunque la cosa bella secondo me della tua carriera è il fatto che comunque sei appunto sempre rimasta qua con un progetto da portare avanti, anche quando appunto eri soltanto magari capitana e basta, adesso sei anche coinvolta, fate coinvolgere dal punto di vista allenatore, dirigente, eccetera, diventa interessante per quello. Diciamo che a parte un anno, una parentesi augustana, quando qui c'era la 2, io ero giovane, ero il primo anno dell'università e si decise che non facevo parte del roster, io senza nessun problema sono preso il borsoncino e ho fatto questa esperienza che mi è servita anche tanto, perché comunque stare sempre tra le mura, diciamo, amiche di casa ha i suoi pro ma anche molti contro, perché finalmente per un anno ero Marzia, tranquilla, con le compagne di squadra che mi trattano da Marzia, che è stato un bell'anno, devo dire, lo rifarei volentieri, però io ho fatto, diciamo, un altro genere di scelte. Io tra l'altro avendo un'attività agrituristica qui nel territorio, diciamo, orientale, della Sicilia orientale, ho sempre deciso di dare una mano a mia madre, fondamentalmente anche per gli studi fatti, insomma sono rimasta sempre un po' legata, diciamo, alla mia città, chiaramente avendo la società a maggior ragione, ancora di più, e poi diciamo che il mio talento non è così altisonante da chiamare. Sì, cioè vabbè, la chiamatina è arrivata quando ero più giovane, ma penso che mia madre mi avrebbe decapitata. Io in realtà ero nel pieno degli esami universitari, quindi ho deciso, anche perché comunque c'è in A1 e coach Anselmo, che ringrazio perché ha sempre avuto grande stima nei miei confronti e grande affetto, mi fece fare un camp, diciamo, di estivo sia a Ribera,
E andò benissimo, un'esperienza fantastica, però chiaramente all'altra parte della Sicilia, lasciare mia madre insomma nell'attività da sola, la mia società insomma ho deciso assolutamente per no, pur ringraziando ed essendo veramente lusingata. Oggi mi trovo con qualche annetto in più e con questa Rainbow sulle spalle, però ne sono diciamo ben felice, ecco. Cerco di fare del mio meglio per portare avanti un progetto sul territorio che sia diciamo valido e che provi a diciamo, coinvolgere anche i bimbi, le scuole e anche l'Interland, perché ci sono tantissime società piccole che magari fanno anche un ottimo lavoro, però nessuno poi le considera, le accorpa e gli dà magari un domani a queste ragazzine che invece possibilmente si allenano con i maschietti fino ai 12-13 anni e dopo magari smettono perché in città o nel paesino non c'è nulla. Ma anche perché ce ne sono magari 2 in una società, 2 in un'altra, esatto. Poi è difficile magari metterle vicine. Esatto, io anzi con questa occasione, come abbiamo detto nei comunicati nei giorni scorsi, assolutamente lancio questo piccolo messaggio a tutte le ragazzine che sono sul territorio Interland catanese. La Rainbow è assolutamente a disposizione anche per il stagio, anche solo degli allenamenti, non siamo assolutamente dei predatori, non pretendiamo nulla dalle società più piccole, anzi li ringraziamo per il lavoro che comunque fanno e perché divulgano la pallacanestro femminile che, come dice Ileana, è veramente un microcosmo, quindi siamo a disposizione, niente di più. A me c'era questa cosa che ho visto oggi del Rainbow. Piace? Cos'era? Sì, esatto, sembra interessante. È un progettino un po' di marketing territoriale, se possiamo dire così. Cerchiamo di sposarci con la città, i nostri colori, il nostro nome associato a questa palla che girovaga per la città. Abbiamo fatto insieme a Fabrizio degli scatti, anche la nostra dirigente Carla, in notturna. Vedrete i prossimi scatti anche in una Catania notturna, un po' più di movida. E ci siamo accompagnati da questa palla che abbiamo dipinto con questa scritta Rainbow e la facciamo diciamo migrare per la città e la facciamo sposare con speriamo anche i cittadini, no? Perché comunque è anche un appello chiaramente di sensibilizzazione dello sport in generale, che è la pallacanestro, possiamo dire lo sport più bello del mondo, e la Rainbow che facciamo un po' di parte, però leggermente è una realtà chiaramente cittadina che si sta impegnando con tutte le forze per fare andare avanti questo sport a livello femminile e giovanile sicuramente. Okay. Quindi comunque marketing territoriale, coinvolgimento di altre società, lavoro con la scuola. Un po' di rete, un po' di network, esatto. Proviamo a rinforzarci da questo punto di vista. Ok, allora chiedo a te, dato che hai visto tante altre realtà, da Potenza, Catanzaro, Palermo, quali sono le ricette che hanno altrove per questo basket femminile? Cioè come riescono altrove a fare attività di un certo tipo, di un certo livello? Guarda, diciamo che l'organizzazione è fondamentale. Purtroppo le realtà in cui ho giocato io, cioè purtroppo erano abbastanza organizzate, però purtroppo adesso magari, non so, io ho giocato a Catanzaro ad esempio, adesso non c'è più questa squadra di Catanzaro perché è finita la passione del presidente siciliano Coluccio, che comunque mettevano i soldi, mettevano le risorse, è finito tutto con loro, con la loro passione, sai, poi comunque uno si stanca. L'età avanza, le responsabilità sono sempre troppo, diciamo, grandi se non sono condivise. Cioè, a volte anche le figlie smettono di giocare perché Le mi pare che figlie- a Catanzaro ci fosse ragazze che giocavano, no? Quindi- Nicoletta ha smesso di Ginevra. giocare, Ginevra pure hanno smesso di giocare, quindi voglio dire, non tutte sono mazze che poi continuano a portare avanti la società. diciamo che un po' il fuoco si è un po' spento. Potenza idem, fanno una serie minore adesso rispetto a quella del campionato nazionale in cui giocavo io. Palermo una realtà consolidata perché comunque fanno tanta pubblicità, tanto marketing, sono molto attivi sul territorio, diciamo, c'è Simona Chines e Francesca Elice che tengono le redini nel miglior modo possibile. Tra altre cose hanno pure Giuseppe Corrao che si occupa della comunicazione, che è molto, molto in gamba, Confermo, bravissimo. sì. Ciao Giuseppe, non Ciao, ti conosco, Giuseppe. però ti salutiamo a questo punto. E poi quest'anno invece ho giocato a Savona e anche loro, una realtà di 70 anni, 70 anni di... Non lo so, dai, Stai come... vedendo girare la testa. 70 anni È quello della diretta, Se così. si tipo la Gruber, metti un po' di caso. No, perché è il profilo sbagliato, No, allora. è stato sbagliato. Ok. Di comodo. Quindi sì,
70 anni di attività, persone fantastiche, un'organizzazione comunque seria, c'è Vito Pollari che è l'allenatore, che è veramente un appassionato incredibile, si occupa della gestione. Allenava ad Alcamo, mi pare che c'era allenava ad Alcamo in Serie 1, è molto in gamba. Adesso non lo dico perché non lo dico, però è vero, no? Tanto dovrei giocare lo stesso. Cosce, 30 minuti, E quindi sì, e i presidenti sono pure delle bravissime persone, ci tengono tanto, poi ti fanno sentire a casa, che è importantissimo. Devo dire che non c'è una ricetta particolare, ci vuole organizzazione e passione. Tanto amore. Tanta passione e tanta organizzazione, perché sennò non si riesce ad andare avanti. Abbiamo visto morire realtà siciliane di altissimo livello, abbiamo visto morire Priolo, abbiamo visto anche Augusta stessa non c'è più, Augusta, sì, Termini Merese, abbiamo una visto marea. morire delle realtà. Ribera. Assolutamente. Esatto, Ribera. Ma perché comunque quando non ti quadrano i conti poi Alcamo. all'oggettività ti devi fermare, Sì. cioè non puoi troppo andare avanti perché ti fai del male, quindi oggi il trucco secondo me più che la ricetta sta nel riuscire a far quadrare minimamente i conti, stilare un budget dove tu per amore tiri via quei, non so, cioè non quantifichiamo perché poi ogni società ha un proprio budget, però che non vai a farti del male, a scontrarti contro un muro, perché dopo i conti sono quelli, la gente chiaramente pretende ciò che è normale che si debba dare e quindi se non riesci a fare un budget e a rispettarlo vai giù e poi una volta che vai giù devi chiudere perché non c'è strada. Certo. Diciamo un po' il problema sono appunto le risorse. Commisurare l'amore al budget, Esatto. Questo sì, perché troppo amore... Quindi amore con la testa. Sì, Bisogna assolutamente. essere razionali. Assolutamente. Se no, Questo, non si comunque anche per fare dei campionati regionali c'è da dire che i costi sono incredibili, cioè le società per fare qualsiasi società per fare un campionato regionale di medio livello, cioè senza prendere comunque giocatrici da fuori, senza si deve mettere in mano decine di migliaia di euro, non è di certo una spesa sostenibile. Chiaramente, non avendo nessun tipo di introito e di aiuto. Biglietti, merchandising, non so come potrebbe essere in altri sport. Aiuto di nessun tipo da parte appunto del territorio anche. O anche avendo, diciamo, il contrario, non aiuto ma addirittura problemi, perché per esempio se consideri il problema impianti, tanto per parlare di qualche cosa, senza magari andare troppo nella specifica. Guarda, qui a Catania abbiamo già dato. Abbiamo già dato abbastanza infatti su quello, però dico appunto quello è un altro problema. Sì, qui a Catania credo sia un problema proprio... Ormai è endemico, cioè non ce ne usciamo più. Assolutamente. Legato al territorio, grave. Hanno incendiato proprio l'altro giorno il parquet del Palagalerna. Ah, fantastico, Ah, buona sapersi. Quindi diciamo che ormai veramente siamo alla frutta. E avere un campo dove allenarsi senza non dover pagare dai 600 ai 1000 euro al mese diventa complicato. Quindi già questa è una barriera proprio, no? Una barriera all'entrata già grave. Meglio evitare. Sì. Sì, infatti. Parlando invece di cose positive, quest'estate ci sono tante ragazze siciliane in nazionale. Perché a parte Sì. Alessandra, che comunque ormai Alessandra Formica è ormai consolidata. è consolidata, sì. e comunque è la miglior siciliana di tutta la storia nazionale. Sì. Quindi, Ciao, Alessandra, anche a lei. Ciao Ale, Oggi tanti saluti. Tanti saluti. tanti saluti a tutti. Ciao Ale, anche Visa che ci saluta. Visa che ci Ciao. ha accolto. Esatto. Poi Sto mandando la foto a qualcuno che è dall'altra parte d'America ed è qualcuno un po' più importante di noi. Ma Tanti sicuramente saluti. non ci voleva molto. Mando la foto a Beto Manzo, che al momento mi risulta essere Ciao Beto Manzo. Con Michael. Con Michael risulta Jordan. essere con questo personaggio Salutacelo, saluta. al suo fianco. solamente. Niente, vabbè. Piccolino. C'è infatti. chi ha Roberto Quartarone, c'è chi ha MJ, però noi Guarda. ci accontentiamo. Io non mi accontenterei, a posto però. Vabbè, La dai. signora giocatrice del decennio. E infatti non c'è nada, è piaciuto. Ma come? Ma così mi attendi in diretta, Sì. brutto. Comunque ringraziamo anche Alessandro Pisa che ci sta Esatto. ospitando da Dream Team. Dream Team. Diciamo appunto le ragazze under 16, ci sono due ragusane nazionali. Beatrice Quindi comunque Federica Rini. No, Federica Mazza. Mazza. Sì, Sì, scusate. sì, Stanno Beatrice lavorando Stroscio e bene loro con le giovani. Adesso mi pare che ci sia Gebbia. Gente è quell'altra nazionale, mi pare, con la No, dico con Ragusa. Sì, adesso con che so Ragusa quello. Sì, esatto. c'è Ninni Gebbia, poi Aldoleggio Con l'Admaiora. che era allenatore Devo di dire che Federica. loro hanno Sono- una grande realtà lì.
Sai, il campo fa tanto, Sì. Anche lì Ragusa è una Secondo me città loro comunque di sono- Averne pallacanestro. 2 campi. Lì ognuno ha il proprio campo, Esatto. fa allenamento tutto il giorno. Anche la tranquillo. maschile doveva, non so adesso che serie. Ma che lì, serie ma fa. per i giovani Serie lì Serie C. sono Diciamo che è lo sport di riferimento. assolutamente. Credo che loro abbiano aiuto anche dalle piccole e medie aziende del Sicuramente. territorio. Il substrato territoriale ama la pallacanestro. Esatto. Catania non si capisce cosa ami perché io Catania ama tutto e niente, Esatto. noi siamo così. Bruciamo contestazione tutto. per il calcio, Esatto. contestazione e indifferenza per gli altri sport, da qui la nostra idea di fare un po' di movimento proprio in città, perché non ho ben capito la città che tipo di sentimenti abbia verso lo sport, non capisco. Sì, è un po' un Io vorrei mistero. chiarire le idee, vediamo. Noi siamo per la cultura, non Sì. siamo per lo sport. giusto. Come una vecchia pubblicità recitava di Sito Certo. Esaurito, però Sì. vabbè. I dirisi, citiamo Ho anche detto di non parlare in dialetto, assolutamente, Alessandro, perché giusto, sennò giusto. li roviniamo Li un po' gli inquiniamo affari. il negozio. Questo gioiello Esatto. inquinato Vabbè. dal dialetto, no. Per chiudere, comunque, prospettive per il futuro, personali e secondo voi comunque come basket a Catania? Partiamo da Eliana. Prospettive per il futuro? Quest'anno, Questa è una domanda quest'anno, difficile. Quest'anno sarò di nuovo a Savona. Mhm. E Torni in A2? torno in A2, sì. Torno in A2 e allenerò sicuramente, non so bene ancora quale gruppo. Bambine scappate, siete ancora in tempo. Sono contentissima dei bambini. Non l'ascoltate, non Ride, l'ascoltate. grande coach Aleo. Ok, mi dovrei laureare, se Dio vuole. Facciamo un'idea anche per questo. Credo che sia sufficiente. Magari vediamo se riesco a trovare un lavoro lì a Savona. Pure. Così mi trasferisco per sempre. Marzia A Savona stanno esultando vero. sicuramente. niente. Questa la taglia. Non si può tagliare diretta. Ah, vero, è diretta. Lei che è Io più non sono giovane di molto me tecnologica. avrà programmi un po' più. Sì, io ho programmi di lunga gittata, penso di giocare altri 22-23 anni, non è vero Robby? Io 23 anni, sarebbe interessante. no, Qualche record? no, quest'anno ero lì per smettere, lo dico da ormai un paio d'anni, però diciamo che mi attira molto questo nuovo anno ancora con Debbie, che abbiamo la nostra allenatrice che abbiamo confermato, di dare una mano a livello di esperienza alle nostre piccole, perché ormai questa regola è sempre più verde, sempre più giovane e quindi ritengo di doveroso dare un altro po' di marzite a questa squadra e dopodiché sicuramente mi ritirerò allenando e dando una mano al buon Fabio, il presidentissimo, perché chiaramente come dice Eliana l'età avanza L'età e avanza quindi per tutti. c'è bisogno un po' di dare Ma una 23 mano. anni si possono ancora fare. Devo dire che però quest'anno ci saranno un po' di squadre catanesi, no? Sì, c'è un po' di movimento Un po' di catanese, movimento. abbiamo Io sono altre molto due contenta squadre, chiaramente per anche io, per la assolutamente. Lazur perché Esatto. è una società che ha sfornato un sacco di giocatrici, comunque tante ragazze, io ho tutte le mie più care amiche abbiamo giocato a pallacanestro insieme. Esatto, si è cresciute insieme. Sono molto contenta di questa decisione, comunque di fare la prima squadra con grande sacrificio di Cicero, comunque anche lui, dico zero risorse, zero tutto, però sono molto contenta di questa decisione, di continuare. Chiaramente le difficoltà saranno all'ordine del giorno, ma sono convinta che comunque sia bello, sai, il derby catanese è sempre una cosa speciale da vedere e da giocare, io me lo ricordo ed è così. Chiaramente, anche se ancora non si sa se ci sarà il derby oppure no, perché bisogna c'è la vedere C e per la la B. Serie C. Io penso che faranno un unico campionato perché mi sembrano un po' pochine le squadre da un lato e dall'altro, quindi presuppongo che ci sarà una prima fase diciamo regionale per poi chiaramente andare a fare, però ripeto, impressioni, ma ancora non sappiamo nulla. Quindi. Anche perché al momento sono 6 le squadre iscritte, mi 3 sembrano da poche. ripescare e in Serie C non si sa, perché ci dovrebbe essere comunque Lazio, appunto, Cuscadania, Vedremo, chi vivrà vedrà. No? Caltanissetta dovrebbe esserci. No. Non ho Diciamo che idea. comunque qualche squadretta, il discorso è capire come andranno avanti, come sarà il campionato, quale sarà il livello del campionato. In fondo sono sempre partite in più da far fare alle ragazzine. Esatto, Perché esatto. credimi, io che alleno l'Under 16, l'Under 18 l'anno scorso, quest'anno che abbiamo adesso il campionato di giovani di riferimento, vedo che proprio queste ragazzine fanno in tutto 8 partite, 6 partite, cioè neanche arrivano a fare la formazione che sono le 14 partite.
o meglio ci arrivano con la fase con i playoff, insomma, così. Sì, infatti. E tu ben sai, Roberto, che chiaramente cresci giocando. Se non giochi, non fai esperienza, tutti gli eventi che vuoi fare fai, ma chiaramente non hai quel riscontro, quella partita che poi diventa determinante. Quindi più squadre ci sono, meglio è, più realtà abbiamo, più siamo felici, assolutamente. Anche perché controllando i vari tabellini e cose del genere, 10 anni fa, neanche troppo, c'erano 2 gironi di Serie B, 2 gironi di Serie C. Cioè c'era un campionato siciliano che era veramente... C'era la binazionale, che non esiste più. Biregionale, binazionale, Un'altra storia. C'erano un sacco di squadre in più, esatto. Ma questo diciamo che è un po' tutto lo sport, anche il calcio. Certo, è vero, questo ma è la vero. Serie B di calcio pure fatica, voglio dire, non è irrilevante come dato. Purtroppo è tutto lo sport che è coinvolto, metti la crisi. Voglio dire, non ti buttare sull'economia perché non no, l'economia no, perché Alessandro aveva detto di alzare il livello. Ho capito, ma se non capisci niente, che parli? Il 2000, queste qua sono le cose che sentono interessanti. La crisi, sai, quando è entrato l'euro, ne ammazzava tutti. Questo non si può dire, questo non si può dire. Questo non si dice. Infatti, dai, vabbè. Comunque dico, adesso vogliamo lanciare un appello sulla scelta delle scarpe che mi devo comprare. Giusto, sono d'accordo, quindi... Quale? Bianche? Io voto per il bianco, che dà un tocco di classe, ti slancia soprattutto vista la tua... Io voto per il rosso invece. Per il rosso, però il completino verde. Io vado sulla fascia prezzo, che sia il più alto Il possibile. più alto. Ovviamente. Ale va per la fascia prezzo. Vabbè, tanto Iliana è ricca perché Però ha appena ci sono- firmato con Savona, Sì, quindi però già ci sono- la moneta sale, siamo a posto. Però ci sono gli sconti. Quindi... E secondo me puoi fare anche un regalino, visto che tra i 70 e i 26 giorni faccio il compleanno, Ci non sono dico gli quanti sconti, anni. fino a quindi- quando ci sono gli sconti? Fino a ora. Va bene, ragazzi, vi ringrazio. Grazie a te. mille anche a chi ci ha seguito. Grazie. Se ci sta stato qualche commento, qua abbiamo amica scimmia, Silvia, che saluta, e tanta altra gente. Ciao amica scimmia, baci. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Ciao.